Quindi io faccio questi viaggi e questo viaggio in particolare proprio per cercare di ripercorrere una migrazione che c'è stata e che magari noi abbiamo dimenticato, perché appunto fortunatamente non mi è ancora capitato, insomma, in queste zone venendo giù da collina, però sono sicuro che trovi delle persone che appunto magari portano dei cognomi addosso, sono magari provenienti da famiglie che in passato, nei secoli, sono migrate, sono andate fino in Istria, sono rimaste giù e poi magari sono rientrate in Carnia e che oggi potenzialmente si sono dimenticate di tutto questo e anzi puntano il dito su chi arriva oggi. E allora, come ho scritto ieri sul Messaggero, io questo viaggio lo faccio anche e soprattutto per gli smemorati. Andavamo in giro per il mondo tutti quanti, quindi attenzione, poi ci sono ragioni diverse sulla notizia, sulla pagina Facebook del Messaggero. Ieri chiaramente è stata una sfilza di commenti a commento della notizia dicendo però sta roba qua non ha niente a che vedere con la migrazione dei carnici perché noi andavamo a lavorare, noi andavamo a fare questo. Poi ho detto, io non ho risposto perché chiaramente ho grande rispetto per il Messaggero, però volevo spiegare, volevo dire ragazzi, cioè, questi carnici qua in Istria praticavano l'usura. Sì, quindi quando nel momento in cui viene fuori il pezzo e il Messaggero Veneto pubblica sulla pagina Facebook propria e ci sono dei commenti che mi vengono a dire sì però noi andavamo in giro per il mondo e in realtà eravamo tutti buoni e tutti santi, no, attenzione, noi ancora oggi ci indigniamo e diciamo sì però sai queste persone si muovono, arrivano, vengono qua, portano via il lavoro e noi spendiamo. Ragazzi, ricordarci chiaramente che insomma, andavamo in giro per il mondo anche noi e quindi anche io ho fatto l'emigrante, cioè voglio dire, ho vissuto 2 anni in Inghilterra, ma nel senso ho vissuto i miei 2 anni da emigrante e comunque ci sono delle cose che te le senti addosso, cioè sei emigrante a tutti gli effetti, no? Perché io sono un grande fan del tuo ruolo all'interno del mondo, cioè non puoi far passare no, le cose, devi prendere anche da una posizione, devi con gli strumenti che hai, no? Cioè, scrivere o quando si fa l'insegnante, appunto, no? Cioè, c'è un'importanza che è fondamentale, no? Nella trasmissione di valori positivi. E anche se il periodo che noi stiamo vivendo è un periodo terribile, ma veramente terribile, perché io dico c'è un parallelismo tra la crisi del 29 e la crisi del 2008, giusto? Ecco, io dico, cioè, nel 29 c'è stata la crisi, 4 anni dopo cosa c'è stato nel 33? Nel 33 c'è stato un tale che in Germania ha vinto le elezioni e porta l'Europa al collasso, a un disastro totale. Attenzione che dopo il 2008 appunto arriva nell'onda lunga, cioè potenzialmente deve ancora succedere qualcosa. Senza accezioni politiche, io credo che alla fin fine ognuno di noi necessiti di un modello di resistenza, no? Senza accezioni politiche magari, no? Cioè, resistenza che hanno combattuto durante la seconda guerra mondiale era un'altra cosa. Però oggi un modello resistente è anche il cammino, anche andare a piedi, almeno dal mio punto di vista. Ho trovato una relazione di viaggio di un, appunto, come scrivevo ieri sul Messaggero, di un tale Giovanni Antonio Micoli Toscano che da Mione parte e in 5 giorni a cavallo arriva fino a Pinguente, che è Buzet oggi, nella parte nord-orientale diciamo, dell'Istria, in direzione Fiume, diciamo così. E lui descrive le tappe di viaggio. Questo è uno degli itinerari, no? Parlavamo prima con Alessandra. In realtà la ricerca necessiterebbe di tanto tempo, probabilmente di mesi se non anni, per riuscire a, diciamo, a mappare a livello regionale gli itinerari o quantomeno l'area di percorso, diciamo così. Perché la migrazione innanzitutto era doppia, nel senso c'erano quelli che scendevano per andare a risiedere, quelli di cui abbiamo parlato prima, famiglie più benestanti, che avevano maestranze, che scendevano, che poi si stabilivano sul territorio istriano, e invece poi c'erano gli ambulanti, quelli che in carne vengono chiamati Kramars e che però andavano verso il mondo tedesco e partivano esattamente in questo periodo, cioè a ottobre, quando su qua cominciava a fare troppo freddo, scendevano e in Istria il clima era, sì, il clima era un po' più mite e poi intorno a maggio-giugno tornavano su. Il problema è che le famiglie benestanti sapevano, buona parte delle persone e dei membri sapevano leggere e scrivere e di conseguenza hanno lasciato traccia. Il
problema è che gli ambulanti, se sapevano scrivere, ok, però probabilmente non hanno lasciato traccia, o comunque c'è pochissima traccia dal punto di vista degli ambulanti, e a piedi ovviamente compivano degli itinerari che forse erano anche diversi. Si discuteva prima con Alessandra che certamente i grandi fiumi o comunque determinati punti di riferimento li seguivano, riscoprire un po', no? questa migrazione. Cioè, il mio viaggio vuole dare un'idea di migrazione per suscitare ovviamente un dibattito o una reazione anche. Cioè, io sono la persona più felice del mondo se dopo questo viaggio potenzialmente ci sono 2 o 3 persone che magari si appassionano o si rimettono anche loro in cammino cercando le tracce di alcune migrazioni, o dopo dai tu, no? Come dire, l'impronta del tutto, io sono la persona più felice del mondo. Cioè.